investigatori privati ingaggiati dall'ULSS 2 per controllare l'operato di alcuni dipendenti, la Regione invia gli ispettori all'azienda sanitaria trevigiana e a breve la relazione con gli esiti. La morte del piccolo Iaia investito a Ciano del Montello sarà una perizia cinematica disposta dalla Procura a stabilire la dinamica dell'incidente, indagato il conducente 21enne. Ladri in azione la notte scorsa a Treviso, preso di mira il barbiere di Via Montello, via oltre a soldi e attrezzatura anche le maglie dei campioni dell'Inter. Paura per un ciclista olandese di 47 anni inseguito sul Grappa da dei cani probabilmente a guardia di un gregge. Per mettersi in salvo si è rifugiato nel bagagliaio di un pick-up. Un incendio partito da un trattore divampato questa mattina a San Biagio di Callalta, a prendere fuoco anche i materiali sotto al ricovero agricolo, in cielo densa colonna di fumo. Dopo la sperimentazione, ufficialmente attivo in tutto il Veneto il numero unico europeo per le richieste sanitarie non urgenti 116-117, a luglio gestite oltre 55.000 chiamate. Appello dei responsabili dell'Oasi Lippu di Sant'Elena di Silea dopo la morte di una cicogna e 3 civette investite per strada. Si corre troppo, andate piano. Ancora roccia che si stacca dal Monte Pelmo. Ieri nel giro di un quarto d'ora 2 distacchi sul versante della montagna, a segnale della fragilità delle Dolomiti in queste settimane segnate dal caldo. San Lorenzo, notte di stelle cadenti, ma il picco è previsto per mercoledì, proprio la sera dell'eclissi di sole, lo spettacolo naturale con ingresso libero al Liceo Da Vinci. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, lo avete sentito, il caso degli investigatori privati ingaggiati dall'ULSS 2 per controllare l'operato di alcuni dipendenti. La Regione Veneto ora invia gli ispettori all'azienda sanitaria trevigiana. A breve arriverà la relazione. Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'ULSS 2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori. Investigatori privati all'ULSS 2 per controllare che i lavoratori rispettassero gli obblighi contrattuali. Si muove anche la Regione Veneto con il direttore generale Giancarlo Ruscitti, che ha inviato a Treviso gli ispettori. A breve è attesa la relazione dell'ispezione che dovrebbe far chiarezza sul mandato che l'ex direttore Francesco Benazzi ha assegnato tra gennaio e dicembre 2025 all'azienda Global Investigazioni per un budget di 130.000 euro più IVA. Nei giorni scorsi l'ex DG ha spiegato come l'incarico sia stato affidato per verificare su specifiche segnalazioni il presunto comportamento infedele di alcuni dipendenti dell'azienda sanitaria che dopo aver timbrato il cartellino facevano altro. Un'indagine interna, ha detto Benazzi, anche per tutelare la stragrande maggioranza dei dipendenti che lavorano con impegno e competenza e rischiano di restare danneggiati da poche mele marce. Se e quante fossero queste mele marce e cosa esattamente abbiano fatto al momento non è noto. Di certo il ricorso ad un'agenzia privata di investigazioni ha sollevato una bufera, con i sindacati che chiedono chiarimenti ed un incontro con l'attuale dirigenza dell'ULSS 2, ma anche all'interno del Consiglio regionale con le richieste dei consiglieri trevigiani Niccolò Rocco di Azione e Rossella Cendron delle Civiche Venete. L'annuncio del dottor Ruscitti risponde al nostro desiderio di trasparenza. Non mettiamo in dubbio la legittimità dell'atto con cui è stata affidata un'indagine, ma sicuramente siamo di fronte a un'azione irrituale, motivo per il quale vogliamo capire di fronte a una spesa di denaro pubblico cosa abbia prodotto l'indagine. È giusto capire cosa abbia prodotto, dove si è andata a migliorare la qualità delle cure per i cittadini e soprattutto questo non deve diventare un modus operandi. Ricordiamoci che il tema del personale sanitario è il tema centrale per la cura, per cui se le risorse possono essere spese per altro forse è meglio. In più rimangono 2 questioni: la questione del trattamento dei dati che sono stati raccolti, come sono stati utilizzati, dove sono conservati, e in più assolutamente c'è la questione delle risorse. Sono stati impiegati più di 150.000 euro per un'azione investigativa. Siamo sicuri che non ci fossero altre modalità per ottenere lo stesso risultato? E potrebbe essere già il prossimo 20 agosto l'incontro tra l'attuale dirigenza dell'ULSS 2 e di sindacati, a chiederlo i rappresentanti della CISL Funzione Pubblica. Abbiamo ritenuto estremamente doveroso richiedere un incontro urgente al direttore generale, in quanto vogliamo capire quali
dati sensibili dei nostri dipendenti sono stati utilizzati e sotto quale profilo di legittimità sia stato dato questo mandato, nel rispetto questo di tutti quei dipendenti che ogni giorno si impegnano a sostenere questo sistema sanità pubblico che è già in grave carenza d'organico. I nostri dipendenti tutti si meritano di avere tutelata la propria dignità e la propria professionalità, ed è per questo che continueremo a stare al loro fianco. Continuiamo con la cronaca, tragedia del piccolo Yahya. Sarà una perizia cinematica disposta dalla procura a stabilire la dinamica dell'incidente e lo strazio dei genitori del bimbo. Siamo di lutto, rispettate il nostro dolore e basta. Il volto chino, la disperazione dello zio di Yahya che non si dà pace per la tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. A casa dei parenti del piccolo in via Fantini i genitori sono chiusi in un dolore straziante, vogliono capire cosa sia accaduto quel drammatico giorno. Sì, chiediamo, fidiamo della legge italiana e speravamo che fanno la giustizia per sto bambino, perché è così, non ne ho parole. Ti posso solo chiedere com'era il piccolo? Non ho trovato parole, scusa. Non riesce nemmeno a parlare, vorrebbe raccontare del nipote di 3 anni, della sua passione per i motori, delle macchine, il suo sorriso, la sua vivacità. Ma ora è troppo presto, ora attendono le indagini e gli accertamenti delle forze dell'ordine. La procura ha già disposto la perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Non sarebbe stato invece deciso per il momento l'esame autoptico sul corpo del piccolo. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 21enne residente a Pederobba alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente. La tragedia è avvenuta mercoledì scorso, quando i genitori assieme al bambino e ai fratellini erano andati a giocare al parco. Il giorno dopo sarebbero dovuti partire per andare un periodo in Marocco. Hanno attraversato la strada, ma Yahya, forse avendo sentito, ci raccontano, il rombo del motore, avrebbe mollato la presa della mamma e avrebbe attraversato proprio mentre stava sopraggiungendo l'auto. L'impatto violentissimo, i medici hanno provato tutto il possibile per strapparlo alla morte, ma sabato sera il suo cuore ha smesso di battere. Una strada pericolosa, ci raccontano i vicini che quel giorno hanno assistito alla tragedia. Erano tutte cose per cui gioco, le altre sere che veniva che mi sentiva minovare. E dopo vedi tutti che corre, chi si attacca a urlare, perché aveva cosa che io ho visto c'è la sua mamma per terra, perché l'ho vista per mani. E dopo ieri mattina ho visto papà e mi ha detto che dovevi attraversare. E lui si vede che voleva andare anche a lui e scappare. Secondo lei dovrebbero fare qualcosa, mettere qualcosa su questa strada? Chi domanda, chi mette i salti o chi mette le telecamere, ma non so, non ne ho soldi, non voglio essere, non l'ha. Di solito è tutta una burocrazia su tutto che non si. Ma così, dispiace perché. Corrono sì un po', tante volte a sera corrono forte, ma forte bene. Si dovrebbe fare qualcosa, secondo lei, mettere qualcosa? Non lo so, hanno fatto anche le rotonde più in giù per poter rallentare, ma non lo so. I genitori residenti in provincia di Piacenza attenderanno qui a Crocenta del Montello per poter riportare a casa il loro piccolo. Ladri in azione la notte scorsa a Treviso, preso di mira il barbiere di via Montello che più del danno agli infissi e del contante sottratto dalla cassa rimpiange le maglie dei campioni dell'Inter che i malviventi gli hanno portato via. Le mie magliette dell'Inter, che ci tenevo molto, me le hanno portate via anche quelle che erano lì. È il danno peggiore che Igor Milanese ha subito dai ladri entrati nella notte forzando questa finestrella nella sua storica barberia di via Montello a Treviso, perché quelle nerazzurre non erano magliette qualsiasi. Barella, Lautaro e Esposito. Quelli sono un po' più difficili da recuperare. Da recuperare, insostituibili soprattutto. Un'azione fulminea, almeno stando alla gruccia piegata rimasta appesa al muro. L'amara sorpresa al mattino. Come tutti i lunedì vengo qua a fare un giro di ricognizione, mettere poi in ordine polizie e robe varie. E mi sono trovato la porta finestra aperta, sforzata sotto. Niente, entro e mi è sparita tutta la mia attrezzatura, prodotti.
fondo cassa, adesso devo andare a riprendere tutta l'attrezzatura perché altrimenti domani non si lavora e niente, questo è quanto. Tra l'infisso forzato e l'attrezzatura sottratta il danno ammonta a non più di 2.000 euro, ma sono le magliette che alla fine hanno fatto la differenza nel bottino. Sono le magliette quelle che erano più sicuramente con valore molto più affettivo, soprattutto sicuramente le mie magliette, esatto, certamente. In 27 anni che sono qua è la prima volta che mi succede una cosa del genere, sì, non ho mai avuto neanche mai il minimo pensiero che mi potesse succedere una cosa del genere, anche perché appunto cosa vengono a prendere qua dentro. Per questo Igor pensa che sia stato un furto su commissione, visto che con le magliette dei campioni, un misero fondo cassa, qualche profumo e il dopobarba, i ladri si sono portati via tutta la strumentazione, compresi i rasoi elettrici. Degli attrezzi cosa se ne faranno? Io ho la mia idea, ma forse è meglio che me la tengo per me, perché si sono portati via le macchinette, i caricabatterie sono qua, quindi solo chissà può saperne che uso farne poi, ecco. Sono stati arrestati, si trovano in carcere a Santabona 2 giovani di nazionalità georgiana individuati la notte tra sabato e domenica dagli agenti delle volanti dopo il furto in un condominio vicino alla Piani. L'apprensione dei residenti vivendo a 2 passi dalla questura, pensavamo di essere al sicuro. È la prima volta che capita un furto in questo condominio? Direi proprio di sì, e mi sono spaventata perché io pensavo che questo fosse un condominio sicuro e invece purtroppo è successo anche qui. Questo è il commento di una delle residenti il condominio di Viale Montegrappa, preso di mira dai ladri lo scorso fine settimana. Un luogo considerato sicuro, considerando la vicinanza con la sede della questura alla Piani, che però non ha impedito a 2 georgiani senza fissa dimora di entrare e svaligiare uno degli appartamenti, approfittando dell'assenza dei proprietari. Erano al mare, sono rimasti a casa ieri mattina e poi sono ritornati al mare. A dare l'allarme uno dei vicini, insospettito dai rumori provenienti dall'appartamento. Istantaneo l'arrivo delle volanti, che hanno iniziato a perlustrare la zona, individuando e fermando 2 giovani stranieri di 26 e 27 anni trovati in possesso di arnesi da scasso, mentre poco più in là avevano nascosto una borsa con della refurtiva restituita ai legittimi proprietari. I rilievi della scientifica ancora visibili oggi avrebbero permesso di individuare le impronte digitali lasciate dai 2 mentre forzavano il portone d'ingresso. Per questo sono stati arrestati per furto in abitazione e denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Provvedimento convalidato dal giudice con relativo trasferimento al carcere di Santabona. Inseguito da cani da pastore sul Grappa, ciclista olandese si rifugia nel bagagliaio di un pick-up. Stava percorrendo una strada sul Grappa quando ad un tratto è stato inseguito da alcuni cani, quasi sicuramente a guardia delle greggi presenti sul Pian della Bala. È stata una serata di terrore per un ciclista 47enne olandese che ha trovato un rifugio improvvisato. Si è nascosto nel bagagliaio con portellone aperto di un pick-up, probabilmente proprio il mezzo appartenente al pastore. L'allarme è scattato intorno alle 23:20 quando il ciclista ha contattato i carabinieri. Vista la situazione e la zona, i militari hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto assieme ad una pattuglia dei militari dell'Arma, i cani non erano più visibili ma si sentivano abbaiare a distanza. La squadra ha quindi caricato a bordo il ciclista e la bicicletta e lo ha accompagnato alla sua macchina parcheggiata a Semonzo. L'intervento si è concluso poco prima delle 3 quando il 47enne ciclista ha ripreso macchina e bicicletta e ha fatto rientro a casa. Un operaio agricolo di 57 anni di Conegliano è stato arrestato dalla polizia postale per produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Nella sua abitazione di Conegliano e San Fiore gli investigatori hanno sequestrato dispositivi informatici, scoperto un archivio con oltre 300 file protetti da password. Alcuni contenuti sarebbero stati generati o manipolati attraverso l'intelligenza artificiale, aprendo uno scenario nuovo sul fronte dei reati online. L'uomo trasferito nel carcere di Santabona era già noto alla giustizia. Nel 2018 era stato fermato con 8 kg di cocaina e in precedenza aveva riportato condanne per violenza sessuale su minori.
Il caldo intenso di queste ore non si placa e la Protezione Civile del Veneto ha prolungato anche alla giornata di domani l'allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio regionale. Anche domani il tempo sarà infatti stabile salvo una modesta instabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi dove saranno possibili locali rovesci o temporali dei quali non si esclude la forte intensità. In generale tuttavia le temperature saranno ancora elevate, da cui l'appello soprattutto a soggetti fragili e lavoratori a fare massima attenzione. E continuiamo con la cronaca. Un incendio partito da un trattore è divampato questa mattina a San Biagio di Callalta in via Bosco a prendere fuoco poi anche i materiali sotto al ricovero agricolo. Nessun danno a persone ed animali, ma lunghe ore da parte dei vigili del fuoco per rimettere in sicurezza l'area. Molto spavento ma nessun contuso in via Bosco a San Biagio di Callalta quando verso le 10 del mattino un incendio è divampato in un ricovero di mezzi e attrezzi agricoli nell'azienda Nascimben. L'incendio è partito da un trattore propagandosi poi al resto dei materiali posti sotto alla tettoia, molti dei quali in gomma e plastica che hanno certamente rilasciato fumi tossici. La colonna nera che si è alzata è stata visibile per alcuni minuti anche a grande distanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente 2 mezzi del Vigili del Fuoco della sede centrale di Treviso con 7 operatori che hanno spento le fiamme riuscendo a delimitare l'incendio non facendolo arrivare anche al deposito adiacente. Nessun danno ad animali e persone anche se il titolare dell'azienda è stato precauzionalmente trasportato in ospedale dal SUEM 118 intervenuto sul posto per un controllo a seguito dei fumi inalati. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area sono durate diverse ore. Sul posto presenti anche i carabinieri e la Polizia Locale di San Biagio di Callalta. Si esclude per il momento l'ipotesi dolosa, più probabile che l'innesco sia stato causato da qualche operazione di lavoro non eseguita correttamente. A Mogliano Veneto scatta la denuncia dopo gli atti vandalici ai campi sportivi di via Ragusa, reti e recinzioni danneggiate, il canestro rotto, rifiuti abbandonati e persino la pompa dell'acqua spostata e lasciata aperta per ora. A denunciare pubblicamente l'accaduto è sui social il sindaco Davide Bortolato che parla di una situazione inaccettabile. Le recinzioni erano state sistemate appena nel 2024 con risorse pubbliche. Il comune sta ora cercando di individuare i responsabili e il primo cittadino annuncia una denuncia contro ignoti ai carabinieri. Chi danneggia un bene pubblico danneggia tutta la comunità, sottolinea Bortolato, ringraziando invece i residenti che hanno segnalato i vandalismi e sono intervenuti per limitare i danni. Oggi a Loria l'ultimo saluto all'imprenditore Antonio Frattin nella celebrazione in ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro ma soprattutto all'amore per la sua famiglia. Una chiesa gremita, il dolore della famiglia e tanti volti venuti per accompagnare Antonio Frattin nel suo ultimo viaggio. Si sono celebrati nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Loria i funerali del 94enne noto imprenditore e uomo profondamente legato alla sua famiglia. In tanti hanno voluto esserci, parenti, amici, la congrega dei Tabarri di cui faceva parte, ma soprattutto i numerosi dipendenti della sua azienda, la concessionaria Frattin. Una vita fatta di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni e avventure. A soli 16 anni Antonio è partito per il Belgio, dopo 2 anni il trasferimento in Australia, dove per 8 anni ha lavorato sulla canna da zucchero. Tornato a casa a 26 anni, l'incontro con l'amore della sua vita, Assunta. Un legame forte, radicato, una vita costruita insieme, passo dopo passo fino al suo ultimo giorno. Assieme hanno aperto una trattoria a Cassola, poi qualche anno dopo la svolta nel mondo delle automobili, con l'attività di lavaggio e rivendita diventata negli anni una realtà importante. Antonio lascia i figli Romano, Graziella, Ennio, Fabio ed Elisabetta, 15 nipoti e 14 pronipoti. Dalle loro parole il racconto di un papà e un nonno eccezionale, buono e affettuoso, ma anche giusto, forte e capace di essere fino alla fine un punto di riferimento. Ma soprattutto un uomo che fino alla fine ha custodito con Assunta un legame fatto di tenerezza e di amore profondo. Ed è forse proprio negli sguardi e nella commozione della famiglia, in quella chiesa piena, che si ritrova il ricordo più vero di Antonio, quello di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, ma soprattutto alle persone che amava. Ed ora un attimo per la pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dopo la sperimentazione lunga circa 2 anni, attivo ora in tutto il Veneto il numero unico europeo per la gestione delle richieste sanitarie non urgenti 116-117. Dall'8 luglio al 4 agosto gestite oltre 55.000 chiamate. Per potenziare il servizio sono previste 18 nuove assunzioni. Un numero al quale fare riferimento per tutte le problematiche sanitarie e in parte anche sociosanitarie non urgenti. Dopo la sperimentazione iniziata a dicembre 2024 all'ULSS 8 Berica e chiusa di fatto a maggio di quest'anno con l'estensione anche nell'ULSS 6 Euganea, è ora attivo in tutto il Veneto il numero unico europeo 116-117 per la gestione delle richieste dei cittadini in materia di sanità che non riguardano le emergenze. Nel mese di luglio prese in carico oltre 55.000 telefonate che hanno visto un picco nei weekend e nei giorni festivi. 2 le centrali operative, una all'ULSS 3 Serenissima di Venezia e una all'ULSS 8 Berica, che coprono l'intero territorio regionale con 114 operatori attivi, ai quali se ne aggiungeranno dal 1 settembre altri 18 neoassunti e formati. Quanti operatori laici sono impiegati nelle 2 centrali del Veneto? Gli operatori laici, quindi non professionisti sanitari, ma assolutamente formati, prima di essere assegnati all'116-117, sono circa 140, riuscendo ad indirizzare poi nello specifico sulla casa di comunità piuttosto che al proprio medico di famiglia, piuttosto che alla continuità assistenziale. Il primo bilancio presentato a Palazzo Balbi con l'assessore Gerosa, anche il direttore generale regionale della Sanità e Sociale Giancarlo Ruscitti e dalla direttrice della programmazione sanitaria Romina Cazzaro. Chiunque può chiamare, ovviamente la risposta è calibrata sulla dimensione del paziente utente e del bisogno. La prima possibilità è quella di avere in automatico l'incanalamento nel giusto servizio per bisogni tipo certificati o ripetizione di ricette per il quale il paziente si sia trovato sprovvisto, ma in realtà il core del servizio è nel gestire il bisogno sanitario, dargli un tempo per quanto non sia un bisogno urgente, evidenziare eventuali sottovalutazioni dell'utente e incanalarlo nel percorso dell'urgenza, ma soprattutto gestire tutti quei bisogni che non sono urgenti ma allo stesso tempo la cui risposta deve essere trovata dall'utente nell'arco della giornata. Per dare risposte in tempi sempre più celeri e soluzioni adatte al bisogno dell'utente verranno anche utilizzati sistemi di intelligenza artificiale. Per snellire ulteriormente il processo di risposta ai cittadini, anche chatbot piuttosto che algoritmi di intelligenza artificiale che permettano di prendere in carico un maggior numero di telefonate in tempi più brevi, cercando di ridurre quel tempo di attesa che è mediamente intorno ai 4 minuti. Non è un call center, semplicemente lo smistamento di telefonate, ma il cittadino viene preso in carico. Le telefonate hanno una media tra i 4 e i 5 minuti, proprio perché bisogna fare una sorta di anamnesi della richiesta del paziente e poi identificare qual è la miglior risposta al bisogno di salute che il paziente ci ha presentato. Appello del responsabile dell'Oasi Lipo delle Cicogne del Sile per fermare la strage della fauna selvatica sulle strade. Si corre troppo forte, dice. Questo è un appello che rivolgiamo a tutti i frequentatori delle strade: andate più piano, e a tutti quelli che gestiscono le strade: fate in modo che gli animali non muoiano lungo le strade. Questo perché da poco una cicogna giovane appena inanellata al centro cicogna della Lipu a Sant'Elena di Silea, dopo 2 mesi di prove di volo e stava cominciando a pensare di migrare verso l'Africa, è stata investita proprio a Sant'Elena. Un appello per fermare una strage a Sant'Elena di Silea, cicogne e non solo. Tassi, civette, scoiattoli, cervi, volpi, picchi, faine, starne, sparvieri e che più ne ha più ne metta, tutti messi sotto dagli automobilisti indisciplinati. Un appello che parte da un post sui social da parte di Paolo Vacilotto, responsabile dell'Oasi della Lipu, le Cicogne del Sile, un'area riproduttiva e didattica inserita nel Parco regionale del Sile, ma a ridosso di una via piuttosto trafficata e dove le persone non rispettano il limite dei 50 km orari. Il problema, continua il responsabile, è poi anche la mancanza di alberature o siepi ai lati delle strade, dove gli animali troverebbero rifugio o dove volerebbero in caso di pericolo. Adesso però i casi stanno diventando troppi e i responsabili
responsabili dell'Oasi si sono sentiti in dovere di chiamare in causa non solo gli automobilisti, ma anche chi ha il dovere di controllare le strade. Questo è uno dei tanti casi di cui siamo testimoni. Da civette appena uscite dal nido che muoiono, da cervi che vengono investiti in cansiglio. Tutto questo si può evitare o comunque ridurre. Quindi invitiamo gli amministratori e le persone di fare il loro meglio. Le cicogne del Sile saranno aperte anche a Ferragosto, una buona occasione per andare a conoscerle e imparare a rispettarle, anche fuori dall'Oasi. Al via Treviso il piano di abbattimenti di alberi a rischio caduta, verrà tagliato anche il grande platano di Riviera Comisso, simbolo di uno degli angoli più belli della città. È uno degli angoli più suggestivi di Treviso, immortalato dai turisti nelle foto e simbolo del rapporto tra la città ed i suoi corsi d'acqua. Riviera Comisso, con Ponte San Francesco, l'ex mulino, il placido scorrere del Cagnan verso la pescheria. Qui sulla riva ad ombreggiare le panchine alcuni grandi platani, scenografia verde del quartiere. Ebbene, tra gli alberi da abbattere figura anche uno di questi giganti. Il comune di Treviso nei prossimi giorni effettuerà una serie di tagli per mettere in sicurezza diverse alberature presenti in aree pubbliche della città. Tra quelle destinate a finire sotto la motosega anche questo platano. Prima di prendere la decisione, vista l'emblematicità della pianta, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti che però hanno dato esito negativo. Sono stati riscontrati gravi fenomeni di carie e cavità interne con compromissione della stabilità, sottolinea il vice sindaco e assessore al verde pubblico Alessandro Manera. L'albero è classificato in classe di propensione al cedimento D, rendendone necessaria la rimozione. In ogni caso, conclude l'assessore, verrà sostituito con una nuova pianta a pronto effetto. Ma il piano prevede anche altri tagli che riguardano piante a rischio di cedimento, mettendo a rischio la sicurezza delle persone e degli spazi pubblici, in particolare alberi tra Lagolena di Porta Calvi e Ponte de Ferro, Viale Cacciatori, i parchi di Villa Manfrina e Villa Margherita, gli impianti sportivi di Via Tandura, Via Mure, il cimitero Maggiore e Via Terraglio. Stasera notte di stelle cadenti, ma il picco sarà mercoledì, proprio il giorno delle eclissi di sole. Ci dice tutto Lucio Zanatto, che è con il professore Notarangelo. Sì, buonasera, mi trovo con il professor Michele Notarangelo, che è il presidente dell'Associazione Astrofili Trevigiani. Certo. Intanto c'è una giornata particolare, quella di mercoledì, anzi una serata particolare. Perché? Perché c'è la concomitanza di due eventi astronomici molto interessanti. C'è l'eclissi di sole, che dovrebbe essere totale, però da noi a queste latitudini la vedremo con una buona parzialità, diciamo un 90%, 88-90%. E saremo anche sfortunati perché la vediamo quando ormai il sole ha raggiunto l'orizzonte e sta tramontando. Però qualcosa, se siamo fortunati, riusciremo a vedere. A partire dalle 9:30 poi abbiamo il secondo evento, perché sempre il 12 c'è anche la serata delle Perseidi, delle stelle cadenti. Quindi organizziamo sempre nello spiazzo sportivo del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Portiamo 6-7 telescopi aperti alla gente, a tutti quanti gratuitamente, e faremo vedere un po' le costellazioni, insegneremo l'orientamento, come si trova la stella polare, e se siamo fortunati vedremo cadere anche qualche stella cadente, qualche Perseide. Ecco, quindi l'appuntamento per vedere, diciamo, l'eclissi di sole a che ora è? L'appuntamento non è per il pubblico, siamo solo noi che tenteremo di vederlo verso le 8 più o meno, 8:30, se siamo fortunati. La serata al pubblico è quella con le stelle cadenti, le Perseidi. Quindi appuntamento al Liceo da Vinci? Alle 21:30, dalle 21:30 alle 23:30, 24, fin quando c'è gente. Ingresso libero? Ingresso libero e gratuito. Grazie al nostro professore, linea allo studio. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
In apertura la cronaca, 5 grammi di cocaina, quasi 18 di hashish ed altri 5 di marijuana è quanto trovato dalla squadra volanti della questura di Belluno a un uomo durante i controlli al Pamali Festival che si è concluso ieri tra San Boldo e Borgo Valbelluna. Il servizio di ordine e sicurezza pubblica disposto dal questore Roberto Della Rocca ha portato al controllo di oltre 100 persone con l'impiego di polizia, carabinieri e guardia di finanza. 2 le persone sanzionate amministrativamente per possesso di stupefacenti. All'uomo trovato con la droga è stata ritirata la patente. Nel corso dei controlli ritirate altre 2 patenti per violazione del codice della strada e contestata anche una mancata revisione. Intervento dei Vigili del Fuoco di Belluno alle 12:30 nel comune di Roccapietro per un incidente che ha coinvolto un'autovettura. Il veicolo per cause in corso di accertamento ha divelto la barriera di protezione laterale uscendo di strada. Sul posto la squadra del distaccamento di Agordo e i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Caprile che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. Il conducente già all'esterno dell'abitacolo. All'arrivo dei soccorritori è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118. Ancora Roccia che si stacca dal Monte Pelmo. Ieri nel giro di appena un quarto d'ora 2 distacchi sul versante della montagna, boati e una nube di polvere visibile a distanza. Nessuna persona coinvolta, ma l'episodio riporta l'attenzione sulla fragilità delle Dolomiti in queste settimane segnate dal caldo. Prima il boato, poi la polvere che si alza dalla parete e si allarga nel cielo e il Pelmo che torna a far sentire la propria voce. Ieri 2 distacchi di roccia a circa 15 minuti l'uno dall'altro hanno interessato il versante compreso tra Passo Staulanza e Forcella Valdarcia. Una sequenza che ha subito fatto scattare i controlli. Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno verificato la zona anche con l'elicottero per escludere la presenza di escursionisti coinvolti. Nessun ferito, nessun disperso. Il materiale è precipitato nel Grande Catino alla base della parete senza raggiungere il sentiero, ma il dato che preoccupa è la frequenza. Sul Pelmo infatti altri distacchi erano già stati registrati nelle scorse settimane, compresa una serie di crolli sul versante nord-ovest alla fine di luglio. Il precedente più drammatico resta quello del 30 agosto 2011, quando proprio sul Monte Pelmo una grande frana travolse e uccise i 2 soccorritori del soccorso alpino bellunese, Alberto Bonafede e Aldo Giustina, impegnati nel recupero di 2 alpinisti infortunati. Dietro questa successione di episodi c'è anche una montagna che sta cambiando. Secondo gli esperti del CAI, alle quote più elevate il progressivo scioglimento del permafrost sta venendo meno a quella sorta di effetto collante che contribuisce a mantenere compatta la roccia. Con temperature dello zero termico che hanno raggiunto quote molto elevate, aumentano dunque le condizioni favorevoli ai distacchi anche sulle pareti meno esposte al sole e c'è un elemento di sicurezza che torna inevitabilmente al centro dell'attenzione. Il sindaco di Borca di Cadore, Luca Olivotto, sta attendendo la relazione tecnica per decidere se interdire o meno l'accesso anche ai sentieri sottostanti alla zona dei crolli più recenti. Il consiglio degli esperti in questa fase è chiaro: evitare le arrampicate sulle pareti più esposte e soprattutto non sostare alla base dei grandi versanti, perché il Pelmo continua a regalare uno spettacolo imponente, ma in questi giorni, prima ancora di ammirarlo, bisogna ricordarsi che è una montagna viva. Via libera al progetto per la messa in sicurezza di uno degli incroci più trafficati di Belluno. La Giunta ha approvato un intervento di oltre 131.000 euro finanziato con fondo Fosmit che riorganizzerà l'incrocio tra Viale Europa e via San Gervasio. Previsti un semaforo intelligente capace di dare priorità alle corriere scolastiche, 2 isole spartitraffico e una nuova organizzazione delle corsie, più sicurezza anche per i pedoni con attraversamenti semaforizzati, segnalazioni acustiche e percorsi tattili. L'obiettivo è ridurre i rallentamenti soprattutto negli orari di uscite dalle scuole e permettere agli autobus di raggiungere più rapidamente la stazione garantendo le coincidenze agli studenti.
Volano a centinaia di metri d'altezza, poi la sfida si decide tutta in pochi centimetri. È il paracadutismo di precisione tornato protagonista a Belluno con la 37esima edizione del trofeo Città di Belluno. A vincere dopo 8 prove è stata la Germania. Un tuffo nel vuoto e poi la massima precisione. L'obiettivo è centrare un bersaglio di appena pochi centimetri. A Belluno per 3 giorni sono stati 1800 i lanci con 360 decolli dall'Arturo dell'Oro. Numeri da record per una manifestazione che ha fatto registrare ancora una volta il tutto esaurito. Per me è qui un pezzo di cuore perché è veramente per me la più bella che c'è di tutte le tappe della World Cup Series. Uno perché vabbè, essendo italiana è la tappa italiana, e 2 perché l'organizzazione è sempre al top, con il numero di squadre tante volte maggiore, il numero di donne maggiore. L'anno scorso, se non forse anche quest'anno, abbiamo fatto probabilmente un record che non capita spesso, di avere così tante donne tutte insieme. A conquistare il trofeo 2026 è stata la Germania davanti a Francia e Repubblica Ceca, quarta l'Italia della squadra militare. Successo ceco invece nella gara femminile, mentre l'azzurra Samantha Vallarino ha conquistato l'argento individuale. Per Belluno è occasione di essere conosciuta nel mondo e è un altro evento internazionale che è arrivato a Belluno e che speriamo abbia ancora lunga vita a questo campionato di paracadutismo. E Belluno si conferma una tappa di richiamo internazionale, 45 squadre al via, tante delle quali hanno dovuto essere escluse per il tutto esaurito. C'è stato qualche momento un po' di paura con i vari temporali o tornati che si sono abbattuti qui sull'aeroporto. Siamo riusciti a fare tutto nei tempi puntualissimi, con le 45 squadre presenti e 225 competitori. Tutti hanno effettuato i lanci nella miglior maniera possibile. Sul podio individuale assoluto il grande protagonista è stato l'ungherese Tamás Banski, vincitore anche nella categoria master. Tra gli junior invece il migliore è stato il tedesco Elias Kammer. E con questo servizio si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.